Nord. Hai tempo fino al 30 settembre. Va ora in onda Sportello Famiglia. Buongiorno, buona settimana a tutti gli ascoltatori di Radio Padania da Renata Galanti. Allora, questo Sportello Famiglia vuole dare un'occhiata ai vari problemi delle famiglie, quindi bambini, adulti, anziani. E man mano noi discutiamo di bollette da pagare, di bambini che vanno a scuola, del caro libri, ma discutiamo anche della salute dei nostri bambini. E sappiamo che la dottoressa Barichella molte volte è già stata ospite nostro e ha, lanciato degli allarmi sull'eccesso di peso dei bambini italiani. Allora, abbiamo in collegamento la dottoressa Michela Barichella. Buongiorno e benvenuto a Radio Padania, dottoressa. Grazie e buongiorno anche a voi. Allora, io ho ricevuto un aggreditissimo comunicato stampa da lei dove dice allarme sull'eccesso di peso dei bambini italiani. I bambini italiani, quindi il 30% è in sovrappeso e il 15% addirittura obesi. E allora dobbiamo fare qualcosa per questa piaga. Assolutamente sì, direi che tutto nasce dall'Osservatorio Granna Padano che grazie ad un software elaborato ha permesso di valutare le interviste ai genitori e ai bambini in un'età della scuola, quindi abbiamo considerato i bambini dai 6 ai 13 anni, abbiamo valutato le loro abitudini alimentari, la loro attività fisica, abbiamo preso dei parametri molto importanti quali le curve di crescita e abbiamo cercato di trovare una correlazione tra quello che si mangia e tra quello che le persone si muovono, in modo tale che possiamo così garantirci uno stato di salute migliore e cercare di migliorare quello che purtroppo non va bene o possiamo migliorarlo semplicemente con delle abitudini alimentari diverse. Ma perché è importante lanciare l'allarme fino a che sono bambini? Perché ahimè sembra che i bambini appunto obesi, se non presi in tempo, se non educati in tempo, possano da adulti, prepararsi un cammino un po' difficilino. Lei me lo conferma? Assolutamente sì, un bambino che oggi non ha un peso adeguato probabilmente sarà un adulto che andrà incontro anch'esso a obesità e sovrappeso, quindi avrà un rischio di mortalità più elevato, svilupperà maggiormente quelle malattie cardiovascolari e quindi risulta fondamentale finché sono piccini, finché sono così seguiti dai genitori, dare delle giuste norme dietetiche di movimento affinché questo non continui con gli errori e porti poi a dei problemi molto più gravi che da adulto sono sicuramente più difficili da trattare. Allora, io vedo qua anche che sono consigli suggeriti dal pediatra, il professor Maffeis, che dice far regolarmente misurare e pesare il bambino dal pediatra. Il pediatra infatti confronta peso e statura misurati con le tabelle di riferimento per sesso ed età e fornisce una valutazione precisa sulla adeguatezza del rapporto peso e statura di ogni bambino. Ma dottoressa, questo compito, una volta che è entrato nel mondo della scuola, non dovrebbe esserci anche, un osservatorio per bambini che frequentano le elementari? Perché non solo dalla nascita, ma poi quando entrano nel mondo della scuola dovrebbe esserci
non so, io non conosco diciamo, le regole moderne, ma non ci dovrebbe essere un responsabile della salute dei piccoli, anche diciamo non fisso, ma magari che visitasse una volta periodicamente. Certo. Allora, è previsto questo? Allora, io nel preciso non so rispondere proprio correttamente, so che esiste comunque un medico scolastico che ha una certa funzione nel tutelare e soprattutto si fa periodi. Quello che di certo so che tutta la nostra popolazione, sia adulta che bambini, soprattutto i bambini, hanno a disposizione un pediatra, quindi il nostro consiglio è quello, soprattutto nelle fasi di crescita e nei momenti particolari che possono essere per esempio l'inizio della scuola, fare una visita dal proprio medico di base, che per il bambino è il pediatra di base, in modo tale che venga compilata correttamente questa curva di crescita, venga valutato lo stato di salute del bambino, utile anche poi per impostare la propria attività fisica. Ricordiamoci che i bambini devono fare attività fisica e il fare attività fisica richiede generalmente una visita anche medica, perché ci deve essere una specie di abilitazione. Allora, apriamo i nostri telefoni 0266203529 se qualcuno volesse chiedere qualcosa alla dottoressa Barichella. Roberto, il nostro regista, ci dice che c'è già una telefonata. L'ascoltiamo. Buongiorno. Buongiorno. Sono Luciano Torino. Volevo dire che secondo me il problema sono le brioche. Cioè le brioche, perché nelle mense scolastiche, io, la mia ragazza lavora nella scuola, buttano via un sacco di roba, tra l'altro è uno spreco enorme, in Germania non si fa così, si recupera tutto, quindi si butta via il cibo perché i bambini non vogliono più mangiare. Ma perché? Perché mangiano le brioche a casa. E quindi il problema, l'obesità, deriva non tanto dalle mense scolastiche, quale è stata una benedizione metterla, perché è secondo me il principio europeo, germanico, quello di curare i bambini, occuparsi quando i genitori sono al lavoro. Sì. Il problema sono gli sprechi. Questo cibo, tutto questo cibo andrebbe dato alla Caritas, ai poveri, non buttato via. E poi bisognerebbe dire ai genitori di smettere di dare queste brioche. Ecco. Diciamo che è un'osservazione che non farà piacere ai produttori di brioche, ma insomma io l'ho detto spesso, io sostengo anch'io questa causa. Sentiamo la dottoressa Barichella. Assolutamente concordo che quello che è importante è educare, e soprattutto quando si parla di bambini piccoli, parliamo di fasce d'età dove un bambino non è in grado di scegliere i propri alimenti. Io direi che il ruolo dei genitori e della famiglia è fondamentale. Adesso io non sono così contraria alla brioche che andrebbe eliminata, ma va usata con moderazione, lasciando spazio a tutto quello che c'è d'altro. Nello studio emerge che i bambini non utilizzano frutta e verdura, e spesso dare il frutto può essere un'ottima merenda, e quindi il genitore deve abituare il bambino ad utilizzare alimenti più sani. Ma scusi, in alcune scuole mi risulta che sia stata prevista per lo spazio dell'intervallo, diciamo, invece della merendina brioscina o quant'altro, un frutto. Allora, possibilmente di stagione. A lei risulta che in molte scuole si sia adottato questo principio? Certo, esistono delle campagne, quello di promuovere la frutta, anche la verdura, semplicemente per far conoscere i sapori. Spesso io ricordo anche quando ero bambina io si faceva la merenda con il latte, quindi una porzione di latte che veniva data. Io direi che sono iniziative sicuramente utili, purtroppo però è difficile che sia la scuola a riuscire a fornire completamente la merenda del metà mattino, del pomeriggio, eccetera. Quindi sicuramente direi è importante che il bambino possa ottenere questi alimenti, dove non ci arriva la struttura o altro, il genitore deve sicuramente intervenire. Allora, fra i consigli del dottor Maffeis c'è quello di
essere di esempio per i figli. Certo che se i bambini vivono in una famiglia dove si mangia, diciamo, in modo errato, si ha maggiore probabilità che si imitano i corretti comportamenti. Seguire questi semplici suggerimenti aiuta a riconoscere con tempestività eventuali problemi di peso e contribuisce a prevenirli. E questo è sicuramente è un consiglio da ascoltare, dottoressa, perché noi dovremmo essere di esempio. Se ci vedono mangiare cibi sani, sono portati per imitazione a fare altrettanto. Certo che se ci vedono mangiare fritti, goloserie, chi più ne ha più ne metta, insomma non sono molto invogliati ad imitarci. Questo è importantissimo, secondo me. È d'accordo? Assolutamente sì, è fondamentale aiutare i genitori e magari così gli specialisti, che può essere il medico di base oppure anche i corsi di educazione, possono dare semplicemente dei consigli, perché magari quella merendina che può essere così semplice e comoda per il genitore può essere sostituita con altri alimenti, perché il classico panino, pane e marmellata è comunque facile da fare, soddisfa, è dolce, può essere piacevole, però non va a creare i problemi magari che può dare la merendina. Un gelato oppure il cioccolato con un po' di pane in certe circostanze può essere utilizzato. L'importante è alimentarsi vario e provare un pochino di tutto. Allora, tocchiamo il tasto dell'attività fisica. Bisogna seguire le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS. Prevede che ogni bambino almeno un'ora al giorno di attività fisica ad intensità moderata / elevata, cioè che fa sudare. Allora, vogliamo spendere qualche parola a questo proposito? Ma sicuramente direi che l'attività nei nostri bambini è diminuita molto, spesso così è più facile accompagnarli a scuola in macchina, abbiamo gli ascensori, passano tantissimo tempo davanti alla TV e ai giochini. Allora io direi che è importante scegliere un'attività fisica regolare, quindi per chi ha la possibilità di andare in piscina, di fare un'attività sportiva magari di gruppo, ma quello che penso sia proprio il problema è quella dell'attività regolare, abituarli a fare le scale, a non usare gli ascensori, a fare dei percorsi, a camminare, se si è vicino ad un parco utilizzare la bicicletta, ecco, cercare di evitare che passino le giornate sdraiate sul divano semplicemente davanti a un video che ci può stare, ma deve essere assolutamente limitato nel tempo. Il bambino deve stare all'aperto e cercare di muoversi. Se il bambino si muove sicuramente consuma di più e l'accumulo di grasso diminuisce. Ecco, questo è importantissimo. Abbiamo una telefonata, le ascoltiamo. Buongiorno. Sì, pronto, Padania Libera, sono Franco da Varese. Ciao Franco. No, volevo dire, la sera sarebbe buona abitudine. Io, fino a casa mia, io ho 55 anni, peso 70 kg e sono alto 1,73 m. Non soffro di obesità, però a casa mia, alla sera, si è sempre mangiato il caffè latte fino a 40 anni, io praticamente, o minestre o... Ecco, abbandonare e poi l'attività fisica, basterebbe che usassero un po' di più la bicicletta, che bisognerebbe comprare le biciclette ai propri figli, ecco. Questo secondo me è un ottimo consiglio, perché fra gli sport consigliati c'è proprio la bicicletta. La bicicletta è, diciamo, un mezzo corretto per invogliare i bambini, perché di solito ai bambini piace la bicicletta. Io non conosco i dati di quest'anno, ma mi sembra di avere sentito
che diciamo la vendita delle biciclette è in costante aumento, e questo diciamo è consolatorio, perché vuol dire che abbiamo capito che forse abbiamo anche la possibilità di scegliere un mezzo. Ma quello che stava dicendo la dottoressa Barichella, che è sacrosanto, abituate i bambini a salire le scale a piedi, ma io vedo, quando vedo le mamme con i bambini di 7-8 anni in ascensore, e dico, ma porca miseria, hanno 7-8 anni, sono nel pieno del loro vigore infantile, perché non abituarli a salire le scale? E quindi bicicletta più salire le scale, e più, diceva la dottoressa, attenzione anche in casa alla troppa sedentarietà. Abbiamo attaccato i bambini, abbiamo bambini che sono attaccati ai giochini, ai cellulari, alle PlayStation, chi più ne ha più ne metta. Vigilate di più sui nostri piccini, perché questo non è una strada corretta, ma lo lascio dire meglio di me alla dottoressa Barichella. Sicuramente basta correggere piccole cose e quindi abbinare a dei consigli molto semplici, quindi suddividere magari i pasti durante la giornata, scegliere delle merende corrette e aiutare il ragazzo così in un'attività quotidiana, dargli dei compiti come può essere quello di riordinare la propria camera, limitare il tempo della TV e dei giochini ad un piccolo periodo della giornata e stimolarlo invece ad uscire dove è possibile, anche in compagnia dei genitori, certo, a fare movimento. Tra l'altro io direi che l'attività di questo genere, come andare in bicicletta, e confermo che le biciclette hanno aumentato in Italia la vendita, e quindi è un buon segno, direi che non costa nemmeno tantissimo come attività. No, assolutamente, adesso hanno anche un prezzo. Roberto, abbiamo una telefonata. Sì, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Ermanna. Buongiorno. Dunque, io volevo suggerire ai genitori di non portarli in macchina. Adesso iniziano le scuole, c'è veramente una processione di macchine di queste mamme che, guarda caso, per fortuna o per sfortuna, adesso hanno anche più tempo perché tante sono a casa dal lavoro, portateli a piedi, ecco. Bravissima. E poi ai sindaci e agli amministratori, facciamo queste benedette ciclabili per i bambini, perché poi una volta che hai la bicicletta dove lo porti? Brava, sono d'accordo. Ciao Renata. Ciao, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto Renata, ciao. Ciao Cresma, e buongiorno alla dottoressa. Buongiorno a lei. Buongiorno. Dicevo, avete ragione, non al 100%, al 1000% di quello che state dicendo voi. Purtroppo dico, è anche la mancanza, e lo dico purtroppo perché anch'io sono un papà e tutto, però la mancanza di voglia attuale dei giorni d'oggi dei genitori. I bambini sono abbandonati da soli davanti, giustamente come dicevate prima, davanti alla TV, sempre quel maledetto cellulare in mano che non capisco che tubo fanno, che cosa hanno da dirsi sempre. E poi c'è un'altra cosa, l'alimentazione, giustamente la dottoressa che sentivo prima, oggi non c'è più un bimbo che mangia la verdura, patatine fritte e queste qui e quello là, sempre le stesse cose tutti i giorni, o pizza. Ma dico, ma è possibile che si può vivere una vita fino a 20 anni con della pizza, con delle patatine fritte o con dei gelati, delle brioche, tutte queste cose molli che fanno schifo con queste creme dentro che non si sa da dove arrivano? Pensa, e dico l'ultima, quando ero ricoverato in ospedale, purtroppo sono in una carrozzina io, c'era il professore che è un luminare, quando vedeva le mamme che trattavano i bimbi con una bevanda scura che non cito il nome, che frigge, che fa le bollicine, diceva mamme assassine. Quando vedeva, perché dentro lo stomaco poi reigasifica.
Purtroppo ci hanno condizionato. Grazie carissimo. Allora, dottoressa Barichella, abbiamo ancora quanto? Un paio di minuti. Ah, addirittura ci fa segno Roberto, abbiamo un minuto. In conclusione, allora ne abbiamo parlato, continueremo, sappiamo che l'Osservatorio Grana Padano sta facendo una bellissima diciamo iniziativa di monitorare i nostri bambini. Continueremo a parlarne e dottoressa, come ci lasciamo? Ma consigliamo ai genitori di pesare i propri bambini e se non ce la fanno da soli di chiedere tranquillamente aiuto al pediatra, ai professori, alle maestre, perché sicuramente è obiettivo di tutti avere dei bambini sani perché saranno il nostro futuro. Ecco, puntiamo sul nostro futuro e sia diciamo un futuro di bambini sani e adulti che poi saranno adulti sani. Grazie dottoressa Barichello, a risentirci. Grazie a voi, arrivederci. Nella casa
Padania Libera, diamo voce alla nostra gente. Benvenuti in trasmissione. Allora, sono Renata Galanti, chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, parliamo nell'ambito di Sportello Famiglia. Allora, una bella notizia, ve la leggo. Rivoluzione nella terapia del diabete 1. Il microinfusore per insulina diventa un cerotto. Più libertà, qualità di vita e migliore adesione alla terapia per tutti i pazienti, in particolare bambini, adolescenti e sportivi. Grazie al nuovo microinfusore cerotto, senza catetere, ora è disponibile anche in Italia Omnipod, l'assunzione di insulina per via subcutanea. E si sta facendo così molto discreta. Che cos'è? È un piccolo patch, comodamente indossabile sotto i vestiti, che assicura una erogazione continua dell'ormone, garantendo un controllo metabolico ottimale e riducendo la variabilità glicemica nell'arco della giornata. Siamo in attesa di collegarci col professor Di Bartolo, al quale gli ascoltatori possono chiedere pareri. Però ci dice il nostro regista che per il momento non è contattabile. Allora, però vi leggo il loro comunicato stampa. Stop a scomodi e antiestetici tubicini che intralciano l'attività lavorativa, il gioco o lo sport. Finalmente il piacere di poter fare una doccia o una nuotata in piena libertà. Atteso con vivo interesse da clinici e pazienti, arriva anche in Italia il primo cerotto microinfusore di insulina, che si chiama patch pump, senza cateteri, Omnipod. L'innovativo device nasce dall'idea di un padre, ci sono sempre i padri che hanno le buone idee per i loro figli, che desiderava che il proprio figlio si sentisse meno vincolato dal diabete durante una corsa o una partita a calcio con gli amici. Compatto, piccolo, munito di adesivo resistente e flessibile, il dispositivo è anche impermeabile e pertanto non richiede di essere scollegato se immerso in acqua. Commercializzato dalla Ypsomed, è già utilizzato da più di 65.000 pazienti nel mondo, di cui oltre 10.000 bambini e adolescenti, e da più di 13.000 in Europa. Con oltre 20 milioni di pods finora prodotti, che sono corrispondenti a 60 milioni di giorni di trattamento, Omnipod arriva in Italia nella sua seconda generazione e come sistema ampiamente usato, apprezzato e affidabile. Il microinfusore cerotto è stato presentato ufficialmente alla comunità medica in occasione del 25° congresso della Società Italiana di Diabetologia. Il diabete tipo 1, detto anche diabete giovanile,
per la sua precoce insorgenza, è una patologia autoimmune, che colpisce purtroppo 250.000 italiani, dai 250 ai 300.000 italiani. Si caratterizza per la mancata produzione di insulina da parte del pancreas e per tutta la vita, purtroppo, richiede la somministrazione dell'ormone ai pazienti tramite iniezione sottocutanea. Allora, mi fermo qua. Allora, il nostro Roberto sta cercando per l'ennesima volta di mettersi in contatto col professor Di Bartolo. Questi scienziati moderni molto spesso, diciamo, non è che non vogliono farsi trovare, magari hanno avuto un'urgenza, una chiamata, e questo sono i rischi che si corrono quando si fa una trasmissione in diretta a cui partecipano, diciamo, questi scienziati. Allora, non vedo cenni. Forse sì, forse no. Vabbè. Allora, negli ultimi anni l'applicazione delle tecnologie emergenti ha rivoluzionato l'approccio al diabete 1, con l'obiettivo di ottenere una gestione sempre più efficace e dinamica della terapia insulinica. L'arrivo del patch pump rappresenta un ulteriore progresso verso un trattamento davvero a misura di paziente. Ecco, mi fa accenno Roberto che... dottore, buongiorno, benvenuto dottore Di Bartolo. Grazie mille, scusate per le difficoltà. No, ma stavo giustificando con gli ascoltatori, stavo dicendo che purtroppo la professione, la nobilissima professione che voi esercitate vi fa anche correre dei rischi. Allora, stavo parlando perché una urgenza, una necessità, prima il paziente e poi il resto. Allora, stavo parlando agli ascoltatori, stavo avvisandoli che c'è una rivoluzione nella terapia del diabete tipo 1 e si tratta del microinfusore per insulina che è diventato un cerotto. Allora, io ho già letto il comunicato stampa, ma se vuole aggiungere qualche cosa d'altro e se gli ascoltatori vogliono porre domande, possono farlo allo 02 6620 3529. Ecco, la parola a lei, dottore. Intanto buongiorno ancora e bentrovati tutti quanti gli ascoltatori. Allora, parliamo di diabete di tipo 1, quindi quella forma di diabete che dai più è riconosciuta per essere quella che caratterizza le persone giovani, persone che purtroppo perdono la capacità di produrre l'insulina, quindi devono assumere insulina dall'esterno. La stragrande maggioranza delle persone che vive con il diabete di tipo 1 assume l'insulina attraverso degli strumenti che sembrano penne stilografiche, sono degli iniettori a penna per l'insulina e più volte al giorno devono bucare la propria pancia per ricevere subito prima di mangiare e generalmente prima di coricarsi la giusta dose di insulina per loro. Alcuni di questi pazienti però non trovano la soddisfazione dei propri bisogni con questo strumento e devono fare un passo in avanti, cioè di utilizzare uno strumento più complesso che si chiama microinfusore. Si tratta di una piccola pompa che oggi nelle forme disponibili in commercio ha la dimensione di un pacchetto di sigarette, pesa 100 grammi, e questa piccola pompa attraverso un cateterino, un tubicino che è lungo fino a 100 centimetri, collegato con l'addome del paziente attraverso un piccolo ago che è un ago in materiale plastico, infonde, somministra continuativamente in maniera automatica al paziente
l'insulina della quale il paziente ha bisogno. Non solo, il paziente quando desidera introdurre cibo può intervenire su questo piccolo apparecchio, su questo piccolo sistema, questo device, e chiedere dell'insulina aggiuntiva perché bisogna mangiare, perché la glicemia magari in maniera inaspettata è andata un po' in alto. Questo è uno strumento che sicuramente funziona meglio, nel senso permette meglio di raggiungere un buon controllo del proprio diabete, ma è un po' impacciante, nel senso che è un dispositivo che pesa 100 grammi, che ha un tubicino al catetere che è lungo fino a 100 centimetri, eccetera. Questo non è sicuramente il motivo più importante per il quale solo una piccola parte di pazienti oggi in Italia si è rivolta alla terapia col microinfusore, però è certamente uno dei problemi che può essere superato con questo nuovo sistema, questo device, chiamiamolo così, che permette al paziente di fare la terapia con i principi del microinfusore, però evitando di indossare un sistema così ingombrante e complesso. Perché? Perché la piccola pompa diventa ancora più piccola, perché pesa meno di 25 grammi su questa soluzione, ed è totalmente ospitata sopra un cerotto che ha le dimensioni di 3x4 centimetri. Questo cerotto aderisce completamente alla cute e attraverso questo cerotto un piccolo ago che la pompa in maniera automatica introduce nel sottocute del paziente permette al paziente di ricevere continuativamente insulina. Quindi ci troviamo di fronte, chiamiamola così, forse più un'evoluzione che una rivoluzione, però sicuramente un passo in avanti molto importante per tutte quelle persone che avrebbero voluto iniziare una terapia col microinfusore, ma a questa terapia in qualche modo rinunciano o hanno rinunciato dopo pochi mesi o dopo alcuni anni perché hanno ritenuto l'indossare questo tipo di sistema, il microinfusore convenzionale, troppo difficile, troppo invalidante. Allora, parliamo del cosiddetto effetto protesi. L'innovativo device nasce dall'idea di un padre desideroso che il proprio figlio si sentisse meno vincolato dal diabete durante una corsa, una partita di calcio. Esatto. Cioè è sempre da parte dei genitori che, diciamo, vedendo il proprio figlio, diciamo, ostacolato nella sua attività sportiva, ha scoperto che si poteva evitare, appunto, aiutare il proprio figlio. Cos'è? Americano questo padre? Sì, è un ingegnere americano che ha pensato a questa soluzione per venire incontro alle esigenze, in questo caso di un piccolo paziente che sicuramente ancora di più di un adulto può avere le difficoltà di indossare uno strumento, ripeto, come quello che io ho descritto. E l'idea è stata veramente un uovo di Colombo, non per niente la dimensione dello strumento è quella di un mezzo uovo sodo, cioè il pod, quello che è ospitato sul cerotto, assomiglia a un mezzo uovo sodo. E in questo momento diciamo che è sicuramente una soluzione che si presume verrà sicuramente implementata e adottata da un numero importante di pazienti nel nostro paese, soprattutto, come tentavo prima di descrivere, da quei pazienti che di fronte a uno strumento di maggior dimensioni potrebbero essere un filo perplessi. A onore del vero c'è da dire che oggi anche gli strumenti convenzionali permettono una grande flessibilità, perché c'è la possibilità per brevi periodi di distaccarsi senza grandi problemi, però permane poi l'impaccio di indossare durante tutta la notte, durante tutto il giorno, durante l'intimità, eccetera, eccetera. Ci dia qualche dato. Il diabete di tipo 1 è in aumento, in diminuzione o è stabilizzato nelle cifre che qui vengono esposte, 250 o 300 mila italiani? 1000 persone nel nostro paese. Non è molto semplice avere una stima esatta delle persone che vivono insieme al diabete di tipo 1. Abbiamo dei registri pediatrici, però da quello che possiamo ricavare
più o meno i dati dovrebbero corrispondere, intorno ai 250 al 300.000 persone. La percezione che noi abbiamo è di un'incidenza in lieve aumento, quindi i pazienti che incontrano il diabete di tipo 1 e quindi il bisogno di convivere con una terapia insulinica diventano oggigiorno sempre di più. In particolar modo nei reparti di pediatria si riscontra un numero aumentato di casi ogni anno. Però questo è un dato che non ci rallegra. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, pronto? Buongiorno a lei. Buongiorno, sono Luigi da Torino. Guardi, ho acceso adesso la radio, sentivo che parlavate appunto di diabete. Il professor Di Bartolo è con noi e cercherà di rispondere alla domanda che lei le porrà. La ringrazio. Parlavo più che altro per quanto riguarda mio fratello, ma anche me. Io ho mia nonna che era diabetica, mio papà diabetico e ha fatto insulina. Io e mio fratello al momento non avevamo nessun problema, solo che mio fratello purtroppo ha dovuto subire un trapianto del midollo osseo e chiaramente tutti gli effetti collaterali dei farmaci gli ha provocato questa forma di diabete. Volevo solo sapere, ma questo diabete sparirà oppure lo avrà sempre dopo questi farmaci, sperando di smettere il cortisone e altre cose? Professore, è chiara la domanda? Sì, molto chiara. Lei è chiara, bene, adesso l'ascoltatore avrà la risposta, prego. Allora, generalmente nelle persone che incontrano un tipo di diabete che è determinato dagli effetti indesiderati di un farmaco, in questo caso il cortisone, questa forma di diabete tende a sparire o a essere controllata più facilmente, ad esempio solo con una terapia orale, alla sospensione della terapia con il cortisone stesso. Nel caso suo e di suo fratello in questo caso, c'è da dire che questo tipo di situazione si sovrappone però a una familiarità per il diabete, immagino verosimilmente di tipo 2, quindi questa certezza, certo il diabete sparirà e potremo gestire differentemente la terapia di suo fratello, non l'abbiamo. Vale la pena, come sicuramente lei starà facendo, il suo fratello starà facendo, controllare strettamente nel tempo e con l'aiuto di un diabetologo. A Torino ce ne sono tantissimi di estremamente competenti, e tentare di capire per l'appunto se al termine della terapia con cortisone vi sono delle soluzioni alternative rispetto alla terapia insulinica. In questo caso, per il sistema del quale stavamo parlando, non vi è indicazione, perché è indicato solamente nel diabete di tipo 1, che è, diciamo ancora, il diabete, chiamiamolo così, dei giovani. Bene, speriamo di avere tranquillizzato il nostro ascoltatore, ma allora l'utilizzo questa è una domanda generica, l'utilizzo del cortisone, molti suoi colleghi hanno espresso cautela nell'utilizzo, cioè hanno consigliato l'utilizzo quando proprio è indispensabile, non ci sono alternative. Lei è d'accordo con i suoi colleghi? Allora, ascolti, io chiaramente è una domanda da $1 milione. Esatto, occupandomi di diabetologia bisogna che continui a fare il diabetologo e lasciare le competenze in altri ambiti a chi sicuramente è più esperto di me. Per quanto riguarda il rapporto fra il cortisone e il diabete, sicuramente il cortisone ha come effetti indesiderati quello di determinare un aumento della glicemia, quindi nelle persone che vivono già col diabete determinare una difficoltà a mantenere il diabete sotto controllo e spesso la necessità di cambiare la cura per il diabete, quindi arrivare fino all'insulina. In altre persone che sono predisposte il cortisone può determinare lo sviluppo del diabete, però vi è da dire che la terapia con il cortisone è una terapia molto importante e si riserva a casi importanti come quelli del paziente precedentemente ascoltato. Quindi sicuramente non si sconsiglia la terapia del cortisone perché determina il diabete, perché il medico che prescrive il cortisone lo prescrive per motivate cause e per cause che hanno una priorità rispetto al diabete. Ecco. Noi grazie al cielo come diabetologi abbiamo la possibilità di adattare la nostra terapia
o instaurare una nuova terapia che permette anche alle persone che vivono con il cortisone di avere un adeguato controllo della glicemia. Bene, allora l'orizzonte quindi la tecnologia sta facendo passi da gigante e in questo caso il microinfusore è una chiara dimostrazione. Però purtroppo chi ha il diabete deve sapere che ha davanti a sé anni di condizionamento. Cercherà la tecnologia di venire sempre più incontro a questa necessità. Purtroppo però chi è affetto da diabete sa che dovrà essere condizionato da questa terapia. Allora, professore, cosa si aspetta il futuro? Ma il futuro ci aspetta sicuramente soluzioni sempre più in grado di venire incontro ai bisogni dei pazienti. Come voi sapete, come chi vive con il diabete di tipo 1 sa, quello che noi ci attendiamo soprattutto dalla tecnologia è finalmente la realizzazione di un sistema che sostituisca integralmente il pancreas che ha smesso di funzionare, quindi un pancreas artificiale. E questo sogno, quello che veniva chiamato una volta questa chimera, sicuramente non è così lontana. È stato recentemente, cioè finito sabato, il congresso della Società Europea di Diabetologia, dove sono stati presentati in questo senso dei dati terribilmente confortanti. Veramente la soluzione sembra molto vicina. In questo momento, cioè prima di arrivare a quel punto, sicuramente la tecnologia però può dare una mano in ogni modo. Certo. Perché? Perché sta aiutando i pazienti ad assolvere più facilmente quei compiti che viceversa sono particolarmente fastidiosi, particolarmente difficili da gestire o da sopportare, come bucare più volte i popastrelli, oppure come bucare più volte la pancia per ricevere insulina, o addirittura vi sono dei sistemi oggi che permettono al paziente di prendere le giuste decisioni quando si deve decidere sulla base del cibo e dei valori della propria glicemia quanta insulina somministrare. Quindi oggi diciamo che la tecnologia cioè vuol dire quella che oggi negli ambulatori può essere prescritta, oltre a permettere al paziente di migliorare il proprio controllo della glicemia, quindi del diabete, ha sicuramente la possibilità di aiutare molto il paziente e migliorarne la qualità della vita. Questo è un compito che già oggi la tecnologia applicata al diabete assolve veramente in maniera ottimale. Bene, la ringraziamo moltissimo, abbiamo rubato un po' del suo tempo, speriamo di averla ancora in futuro presso la nostra trasmissione. Grazie al dottor Di Bartolo, grazie al dottor Di Bartolo, grazie agli ascoltatori. Un saluto e a Renata Galanti. Avete ascoltato Sportello Famiglia. Generalmente mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile,